Megalotto sulla 106, inaugurato il cantiere da 1,3 miliardi. Metro leggera addio, troppo tempo, la Commissione europea invita a pensare ad altro. In Calabria pandemia lontana, 1153 positivi al coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. Medici di base infuriati, costretti a visitare senza dispositivi di protezione individuale. Pronti a chiudere le spiagge, i sindaci del Tirreno Cosentino scrivono alla Santelli. Buoni spese a col contagocce, Flora Sculco attacca il commissario prefettizio del comune di Crotone. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque al via oggi il cantiere del terzo megalotto sulla statale 106 Ionica. L'investimento di 1,3 miliardi di infrastruttura sarà completata entro l'estate del 2026. Oggi l'apertura dei lavori alla presenza del Ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli. Il cantiere è aperto oggi e qui nel territorio di Francavilla Marittima, conferenza stampa e avvio dei lavori per la realizzazione del terzo megalotto della strada statale 106, 38 chilometri che attraverseranno 8 comuni e 3 regioni, Calabria, Basilicata e Puglia, un tratto di strada conosciuto per le troppe morti che diventerà volano di sviluppo per il territorio. Questa opportunità che darà slancio e lavoro soprattutto per anni a tutto il territorio, non potevamo rischiare di perdere. Per i dati tecnici, doppia carreggiata, 2 corsie per senso di marcia e 4 svincoli, questo è il futuro. Nel presente significa occupazione. Un lavoro di questo tipo significa per questa terra 1500 posti di lavoro subito, ma significa anche futuro, significa speranza. Un cantiere simbolo come quello di Genova per l'Italia che esce dalla pandemia. Il megalotto 3 della Ionica tra Sibari e Roseto Capospulico è veramente l'Italia che riparte. All'incontro il presidente della regione Santelli, che ha ricordato come l'infrastruttura farà tornare alla centralità la nostra storia e ricorda Sibari, capitale della Magna Grecia, l'appello poi alla semplificazione e al rilancio della nostra terra. Se non lavoriamo oggi per la squadra Italia, e permettetemi a casa qui di dire per la squadra Calabria, se non ora quando? A chiudere i lavori il ministro Paola De Micheli, che ha annunciato più servizi per la Calabria. Ripartirà il Sibari-Milano e partiranno le 2 coppie Reggio-Torino, Torino-Reggio, le 2 coppie di treni che avevamo annunciato. Non ne abbiamo ancora aperti ovviamente perché non sono nemmeno autorizzati i passaggi interregionali delle persone, siamo in una fase di emergenza, ma non appena ci sarà la possibilità di spostarsi, ci sarà. L'avvenire di questa terra, ha concluso, dipende dai calabresi. Io sono convinta che il futuro non sia un destino già scritto. Non ci credo e non mi convincerà mai nessuno che è così. Possono esserci le coincidenze, ma il destino della Calabria non è già scritto. Dipende da voi. Io sono qui per dirvi che dipende da noi. La metropolitana leggera Cosenza-Rende non si farà. A farlo sapere l'eurodeputata Laura Ferrara, che ha anche denunciato l'aumento dei costi dell'opera e invitato la Regione a rimodulare le risorse. La metro leggera Cosenza-Rende, il collegamento con l'Università della Calabria non si farà. Il progetto verrà ritirato. A darne notizia l'eurodeputata Laura Ferrara. I costi dell'opera sono aumentati, fa sapere ancora. Laura Ferrara aveva interpellato la Commissione europea. La Commissione europea mi informa che l'importo complessivo del grande progetto della metro Cosenza-Rende di 160 milioni di euro dovrebbe lievitare di ulteriori 60 milioni. I ritardi sulla realizzazione dell'opera ne renderanno difficile, come peraltro più volte sostenuto, la conclusione entro la chiusura del periodo di programmazione 14-20. Questi quindi sono i motivi che hanno costretto l'autorità di gestione del Port Calabria a comunicare alla Commissione la volontà di ritirare il progetto.
Questa la vediamo come una vittoria per tantissimi cittadini, per tantissimi esercenti e comitati che il Movimento 5 Stelle ha in questi anni affiancato nell'opposizione alla realizzazione di un'opera che per noi è dannosa dal punto di vista ambientale ed estremamente svantaggiosa dal punto di vista economico. Chiaramente rimane il rammarico per una classe politica locale che non ha mai ascoltato le esigenze dei propri cittadini, perdendo del tempo prezioso per lo sviluppo del nostro territorio. L'esponente del Movimento 5 Stelle invita la Regione a dirottare i fondi indicando altri settori. Ora però la Regione potrà dirottare queste risorse verso progetti di mobilità sostenibile, come più volte abbiamo richiesto. E alla luce dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus presentate dalla Commissione, potrà destinare queste risorse a 3 priorità fondamentali, ovvero la spesa sanitaria, il sostegno ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno al capitale circolante delle piccole e medie imprese. Per il sindaco di Cosenza però non realizzare la metropolitana leggera sarebbe un gravissimo errore, intanto a breve sarà aperto il tratto di Parco del Benessere già completato. Lo stop alla metropolitana leggera sarebbe una follia, dice il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, uno spreco di risorse e un'occasione mancata per la città e per l'area urbana. Un'opera così concepita, che poi è stata migliorata dal nostro intervento, anche rispetto agli spazi ambientali di riconnessione urbana, e oggi si mette in dubbio che possa essere realizzata, questo è una grande follia, perché questo vuol dire che si dovranno pagare i mancati utili all'impresa, il risarcimento dei danni, che questo non avverrà sui fondi europei, ma sarà a valere sui fondi regionali, quindi sulle spalle dei calabresi. Chi lavora per boicottare queste opere, per bloccarle, per renderle anche per evitare che si possano in qualche modo finanziare o addirittura per definanziarle, lavora contro la Calabria e contro i calabresi, che dovranno pagare solo danni, mancati utili all'impresa, senza neanche avere il vantaggio del trasporto pubblico, di una riconnessione del tessuto urbano e della possibilità per esempio di avvicinare il centro storico all'università. Il primo cittadino di Cosenza auspica che il progetto non venga abbandonato, ma intanto renderà fruibile la porzione del Parco del Benessere già completata. Io sono assolutamente a favore dell'opera, anzi dirò di più, farò un'ordinanza adesso nei prossimi giorni per liberare subito tutti quelli che sono i percorsi già realizzati, pedonali, le piste ciclabili, le aree verdi che sono state già piantumate, e così avremo la disponibilità di quest'area, perché vedo che ci sono moltissimi cittadini che utilizzano adesso il percorso carrabile e non in sicurezza, perché vanno a piedi, vanno con le bici e quindi questo c'è un rischio per l'incolumità delle persone. Oltretutto in questa fase dopo il Covid, appunto di apertura della fase 2, abbiamo la necessità di essere distanziati, quindi di avere delle aree pedonali, delle piste ciclabili, tutte cose che noi abbiamo già previsto, noi eravamo già avanti in questo senso a Cosenza e che sono contenuti in questo progetto. Gli aggiornamenti sul coronavirus: in Calabria 1153 positivi, 2 in più rispetto a ieri. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 55.270 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.153, più 2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 54.117. I dati contenuti nel consueto bollettino della Regione Calabria. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 36 pazienti in reparto, 1 in rianimazione, 28 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 7 in reparto, 186 in isolamento domiciliare, 240 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 5 in reparto, 1 in rianimazione, 68 in isolamento domiciliare, 182 guariti e 17 deceduti. A Crotone 2 in reparto, 21 in isolamento domiciliare, 88 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 27 in isolamento domiciliare, 49 guariti e 5 deceduti. Nel numero dei casi testati attraverso
attraverso tampone sono compresi 5.114 riferiti ai rientrati presso la propria residenza. Di questi 15 sono risultati positivi. La Regione fa sapere che l'attività di screening attraverso tampone è terminata il 15 maggio. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.701, così distribuiti a Cosenza 202, a Crotone 2.677, a Catanzaro 2.533, a Vibo 600 e a Reggio Calabria 2.671. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono più 311. Quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono più 152 per un totale di 463. E c'è la denuncia dei medici di base costretti a visitare senza dispositivi di protezione individuali. I medici di medicina generale sono ancora senza dispositivi di protezione individuale, guanti, mascherine necessarie allo svolgimento regolare dell'attività medica in continuità assistenziale, ma da 3 mesi i medici di famiglia sono privi di questi presidi indispensabili. Denuncio la mancanza dei mezzi di protezione a tutti i medici di famiglia. Abbiamo ricevuto solo 5 mascherine, 5 filtranti facciali in questi 3 mesi. Il decreto Cura Italia obbliga le aziende e le regioni di rifornire anche i medici di medicina generale e quelli convenzionati delle opportuni mezzi di protezione. Ma dico di più, l'ordinanza numero 40 del Presidente della Regione Calabria del 6 maggio 2020 per la riapertura degli ambulatori di specialistica ambulatoriale, proprio nell'allegato 1 mette obbligatoriamente la presenza di questi mezzi di protezione per poter lavorare. Qua rischiamo che non si aprano più gli ambulatori di specialistica ambulatoriale. Adesso già si parla del 3 giugno, ma noi non sappiamo quando si apriranno, perché sarebbe necessario avere una certa fornitura per garantire almeno 1 mese, 2 mesi, diciamo, di visite. Se l'immagina l'assurdo di avere una fornitura di un giorno e poi chiudere il giorno dopo e non si sa per quanto tempo perché non arrivano questi mezzi di protezione. Allora io voglio sapere chi è responsabile di questo in Calabria. I cittadini calabresi, gli operatori sanitari hanno il diritto di sapere e loro e la Calabria, la Regione Calabria, la Protezione Civile ha il dovere di informarci e di dire qual è la verità su questi mezzi di protezione. C'è poi il problema dei tamponi. C'è stato un rallentamento importante in questi giorni. Soltanto io ho 6 pazienti in attesa di fare il tampone già da qualche giorno, ma solo nel distretto Esaro-Pollino della nostra provincia, su 100.000 abitanti, oltre 50 pazienti aspettano di fare un tampone. Chi deve uscire in modo definitivo dalla sua domiciliarità, chi deve entrare in ospedale per essere operato, chi deve finire la sua quarantena, chi deve essere considerato guarito e deve ritornare a lavorare. Insomma, lo vogliamo capire che dietro questi tamponi c'è gente con carne e sangue e che a questo punto non si tratta più di quarantene, ma di veri e propri arresti domiciliari. Da venerdì si potrà tornare in spiaggia, ma i sindaci del Tirreno Cosentino hanno inviato una lettera alla Regione Calabria, chiedono sostegno per l'assunzione di vigilanti che facciano rispettare il distanziamento sociale. La riapertura delle spiagge libere in Calabria è prevista per il 20 maggio, venerdì prossimo. Quest'anno non si potrà piantare l'ombrellone dove si vorrà. Bisognerà rispettare le distanze di sicurezza sull'arenile e in acqua. 18 i sindaci del Tirreno Cosentino, preoccupati, hanno chiesto un incontro al presidente della regione Iole Santelli. I comuni senza personale non possono garantire i controlli. È una provocazione, ma allo stesso tempo un grido disperato di bisogno e di aiuto, anche perché noi vogliamo offrire le nostre spiagge, ma le vogliamo offrire in sicurezza e li vogliamo offrire nelle condizioni possibili. E se dobbiamo, stare attenti al discorso della distanza fisica e di evitare gli assembramenti, dobbiamo sistemare gli ombrelloni, le sdraio e quant'altro in condizioni di sicurezza, con delle norme, con delle distanze, con delle regole. Per fare tutto ciò abbiamo bisogno di personale, perché nel mio comune abbiamo
tanta spiaggia libera. Non ho vigili a disposizione che possono far osservare queste norme. Vogliamo avere la tranquillità di offrire le spiagge in sicurezza, abbiamo bisogno di un aiuto, di un sostegno, di un incoraggiamento a fare meglio. Perciò l'invito alla Presidente Santelli di darci una mano, proprio perché le nostre risorse sono risicate, le nostre economie sono veramente in difficoltà, e allora abbiamo bisogno di sostegno e chiediamo questo incontro alla Regione appunto per darci questa mano. Alla Regione si chiede sostegno, nel merito l'assunzione di vigilantes che facciano rispettare le regole di distanziamento sociale. Steward, vigili, controllori, vigilanti, come li vogliamo chiamare, non è questo il problema. Abbiamo bisogno di risorse appunto per saper organizzare, migliorare l'organizzazione turistica sulle nostre spiagge. Le nostre spiagge hanno voglia di accogliere tutti coloro che in questo periodo forse le hanno desiderate più di ogni altro periodo, proprio perché l'emergenza Covid e il fatto di stare a casa in modo obbligatorio ci ha fatto desiderare ancora di più questi spazi, ma ve li vogliamo offrire in assoluta sicurezza. Migliaia di richieste in Calabria per il reddito di emergenza, intanto ancora ritardi nel pagamento della cassa integrazione. Si chiama REM, il reddito di emergenza previsto dal decreto rilancio, un assegno che varia da 400 a 800 euro, per il quale stanno arrivando migliaia di domande ai CAF calabresi, come quello della UIL di Cosenza. Il decreto legge rilancio è stato approvato da pochi giorni e stiamo in attesa di poter ricevere le linee guida e i modelli per poterli inviare già all'INPS entro il 30 di giugno, che è la data ultima di presentazione. Il reddito d'emergenza tocca tutte le persone che non hanno un reddito, oppure ai cosiddetti lavoratori in nero. Naturalmente viene esteso anche alle persone che percepiscono pensioni ma non ordinarie, ma di invalidità, mentre vengono esclusi naturalmente tutti i soggetti percettori di altri ammortizzatori. Attualmente si parla intorno ai 50.000 persone percettori, probabilmente ce ne saranno molte di più che faranno richiesta. Noi nel solo mese di marzo e di aprile abbiamo fatto più o meno 1800 modelli ISEE, che è il primo requisito utile per poter richiedere il reddito d'emergenza. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto quasi 10.000 dichiarazioni di modelli ISEE e ad oggi siamo già a 5.500 e sono 4 mesi e mezzo. Ci saranno altri interventi anche sugli artigiani, commercianti e via di seguito. Però per la maggiore vanno già bene le domande fatte in precedenza. Tante persone che chiamano, che vengono, che passano e ci chiedono a che punto sta la loro pratica di cassa integrazione. In questo purtroppo siamo inermi, purtroppo non è un servizio che diamo noi. Anche i patronati hanno lavorato a pieno regime, prima in modalità smart, adesso accogliendo gli utenti con le dovute cautele. Ritardi nell'erogazione dei buoni spesa, Flora Sculco attacca il commissario prefettizio del comune di Crotone. Il comune di Crotone eroghi subito i buoni spesa, così Flora Sculco, consigliere regionale, che definisce una vergogna non aver elargito gran parte dei buoni spesa che dovevano consentire un sollievo a tante famiglie che nel periodo di emergenza sanitaria si sono trovate in serie difficoltà economiche. Al comune di Crotone nello specifico sono arrivati fine marzo, quindi stiamo parlando di oltre un mese e mezzo fa, circa 574.000 euro da erogare in buoni spesa per le famiglie appunto bisognose, e di queste risorse ancora meno della metà è stata elargita alle famiglie bisognose, quindi restano nelle casse del comune di Crotone 331.000 euro che sono destinate alle famiglie povere che hanno la necessità di acquistare beni appunto alimentari e di prima necessità. Questo è un fatto gravissimo, un fatto che va assolutamente recuperato e denunciato. Io l'ho voluto fare perché ho ricevuto in queste settimane, in questi mesi, numerosissime, centinaia di sollecitazioni dei nostri cittadini che hanno fatto la richiesta di buoni spesa e a questi è stata negata. Ho avuto ieri un colloquio telefonico con il commissario prefettizio che ha assicurato che sarà emanata un ulteriore atto deliberativo che consentirà al Comune di Crotone di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dei buoni spesa, così da poter consentire a tutte le famiglie che hanno diritto di poter usufruire di questo beneficio economico-finanziario. A Vibo scoperto una mega discarica abusiva, nel sito anche rifiuti pericolosi.
In quest'area sorge il complesso industriale della Compagnia Generale Resine Sud, un tempo impegnato nella produzione, lavorazione e applicazione di resine sintetiche e costruzione impianti di industria chimica. Il sito è abbandonato, ma adesso è stato trasformato in una mega discarica abusiva. L'area di circa 100.000 metri quadri, situata nella zona industriale di località Portosalvo a Vibo Valentia, è stata sequestrata dal personale della sezione di polizia giudiziaria, aliquota carabinieri, in forza alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia insieme ad una squadra specializzata dei Vigili del Fuoco. Questa mattina è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dal Procuratore della Repubblica Camillo Falbo e dal sostituto procuratore Filomena Liberti. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione giunta in questure. Così all'interno del sito è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti speciali, anche pericolosi, come pneumatici fuori uso, Ethernet, materiale ferroso e anche un cospicuo numero di ecoballe stoccate all'interno dei capannoni. Dall'esame radiometrico eseguito con l'ausilio dei tecnici del Dipartimento ARPACAL di Vibo Valentia e Catanzaro è emerso inoltre un elevato livello di radioattività all'interno del sito. La situazione è molto preoccupante. Sono ancora in corso le indagini sull'entità e la natura della probabile contaminazione e sull'individuazione dei responsabili di questo scempio ambientale. Le ipotesi di reato al vaglio dei magistrati sono quelle di inquinamento ambientale e di scarica abusiva. Adesso il sindaco del comune di Vibo è stato nominato custode dell'area. In chiusura le previsioni del tempo. Una perturbazione alimentata da aria fresca si appresta ad invadere il nostro territorio, apportando un sensibile calo delle temperature, già domani, e condizioni di tempo instabile. Domani cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Addensamenti nuvolosi più consistenti sono attesi nelle ore centrali della giornata, con annesse precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sui versanti orientali di Pollino e Sila. Nel pomeriggio sera deboli piovaschi interesseranno anche il medio-basso versante tirrenico, temperature in sensibile diminuzione. Domani mari mossi con venti moderati dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.